Alle serate in centro a Sottomarina quest'anno ci pensano i commercianti e le associazioni dando sostegno economico. Solo grazie a loro sarà possibile realizzare 4 serate per animare la passeggiata serale con area relax, non un evento ma lo sviluppo dell'idea di come si vorrebbe il centro di Sottomarina vocato al passeggio. Le 4 serate partiranno subito dopo la Sagra del Pesce il 27 luglio. In agosto gli appuntamenti saranno il 10, il 17 e il 24, dalle 20 all'1, interessando Viale Padova, Viale Veneto, Boulevard e Piazza Todaro, con un intrattenimento anche in zona Murazzi. Sarà la prima volta che tale zona, con potenzialità enormi, sarà inclusa in un evento, ricorda Alessandro Daré di Ascom Confcommercio. All'area relax contribuiranno anche attività delle frazioni e del centro storico di Chioggia, con postazioni temporanee, ricorda Roberta Gandolfo di Confesercenti, valorizzando la sinergia che è stata necessaria per la realizzazione di questa serie di eventi. Le postazioni temporanee sono una nuova opportunità anche solo a livello promozionale, sottolinea. Oltre Ascom e Confesercenti, alla buona riuscita dell'evento hanno contribuito ASA, Gebis, Ascot, Cisa Camping, Lidi di Chioggia. Il progetto nasce da Chioggia TV ed è sostenuto dall'assessorato al turismo e gli uffici comunali. Riccardo Griguolo, assessore di competenza, ringrazia tutti coloro che si sono messi in gioco in questa collaborazione a vantaggio del territorio e invita la cittadinanza a partecipare. In area relax troveranno spazio live music, scuola di ballo, arte di strada, giochi in movimento, mercatini creativi, area gonfiabili, esibizioni sportive e tour guidati. Inoltre, l'ampia offerta delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti nell'area completeranno l'esperienza. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.